Sono state le classi prime con il medley dell'Ultimo dei Mohicani ad aprire la quarta edizione al Palaberta di Montegrotto del concerto che unisce gli alunni delle scuole Vivaldi e Facciolati di Montegrotto e Torreglia. Fil rouge della serata è di un anno di intenso lavoro il tema del rispetto proposto dal club Inner Wheel di Padova. Per noi rispetto vuol dire tante cose, vuol dire rispetto ad esempio delle diversità, il rispetto delle emozioni, il rispetto di ciò che ci ha preceduto e di ciò che verrà. La musica, l'arte che permette di ottenere il bello attraverso l'unione delle differenze. Il rispetto chiede ascolto e cuore. Viverla con emozione, ma anche con impegno e responsabilità, perché l'impegno di ciascuno ricade non solo su se stessi, ma anche sul risultato finale di tutti. Quindi è un gioco di squadra dove tutti vincono con l'apporto di ciascuno. Viva la musica che unisce! La serata è stata dedicata a chi è mancato nel corso dell'anno, in particolare al piccolo grande eroe Nicolò Legnaro, figlio dell'ex sindaco di Torreglia, spentosi lo scorso marzo. Sicuramente Nicolò ha tracciato un solco, ha detto questa è una strada bella, quella di distribuire bellezza. L'augurio che vogliamo farvi ragazzi è quello di distribuire bellezza. Dopo le classi prime è toccato alle seconde, poi al gruppo rock. Sono state le terze a chiudere la serata con la sinfonia dall'opera Nabucco di Verdi, un momento vissuto con particolare intensità da chi chiude un capitolo importante della propria vita e si appresta a iniziare un nuovo percorso di crescita che li porterà piano piano a diventare adulti senza abbandonare quella parte di bambini che li rende così speciali.